Rialzare la testa è l'unica via per Pasolini e Feltrinelli, entrambi al secondo anno in MFC, entrambe sconfitte all'esordio in questa stagione. Oggi però il passato conta poco, chi perde saluta quasi sicuramente il torneo, chi vince tiene vivo il sogno. Benvenuti al Carraro da Gabriele Dattoli, Pasolini, Feltrinelli sta per cominciare, leggiamo le formazioni. 4-4-2 per il Pasolini, Muggiana tra i pali, De Ambroggi, Carranza, Cutolo e Sgroi. I 4 difensori, Alixa Brusoni, Ardemagni, Rosini e Rizzo. A centrocampo le 2 punte saranno Marioli e Di Petrillo, mentre 4-2-3-1 per il Feltrinelli. Della Gianna in porta, Marconi, Sosio, Gelesi e Russo per la difesa, Miculi e Restelli davanti a loro 4, Papini, Leiva e Spina dietro l'unica punta, Gabriele Pavesi. Fischia Guella iniziata, Pasolini Feltrinelli. Profondo subito a cercare Marioli che alza il pallone, esterno della rete, ha provato con il pallonetto. Tocco, poi da vedere la posizione di Lepora che per ora ovviamente è regolare. Lepora, area di rigore, va forte col mancino, troppo forte perché la alza e finisce alto sopra la traversa. Leiva. Trovato Spina, spalla alla porta in palleggio, prova a girarsi, mancino, fondo. Lancio per Marioli, anche lui forse oltre. Marioli mette giù e poi alza e stavolta il pallone in porta. 1-0 Pasolini. E il gol è buono, almeno per ora ci sarà lavoro per il VAR perché Marioli forse partiva oltre. Ha provato poco fa ad alzare il pallone ma ha trovato solo l'esterno della rete. Stavolta la palla è in porta. 1-0. Lancio lungo, il pallone passa e poi tutto solo Rosini, alza anche lui, traversa, rimessa dal fondo. Grande chance per Pascal Rosini che però ha fatto il massimo. Miculi prova a prolungare, Carranza indeciso, allora arriva Spina con velocità, Ardemagni provvidenziale, chiude quella che poteva essere una grande chance per Nathan Spina che non protesta neanche. Pulitissimo l'intervento del 14. Gelesi di testa allontana e su questo colpo di testa del numero 2 fischia 2 volte Guella. 1-0 per il Pasolini. Siamo partiti. Di prima Marconi per Spina, adesso Leiva tra le linee da Pavesi, cerca la profondità per Papini, chiude Sgroi. Poi calcio di rigore, tocco con il braccio di Sgroi ed è calcio di rigore, ha già il pallone in mano Gabriele Pavesi all'improvviso. Guella fischiato, fischia Guella, fa Pavesi e spiazza. Muggiana 1-1, ha pareggiato il Feltrinelli. Rinvio a cercare Pavesi con la testa, ha trovato Restelli, ancora per Pavesi, area di rigore, forte Pavesi, sfiora il palo e sfiora il 2-1. Si è accesa Feltrinelli Pasolini. Mette giù Sosio con l'esterno, va a cercare Pavesi, posizione regolare, si lamentava Sgroi ma è proprio lui a tenerlo in gioco. Centrato il 45, allora Cremonesi, spalle alla porta, c'è lì vicino proprio Pavesi che chiede il pallone. Difende Cremonesi, poi si appoggia da Pavesi. Trovato Sosio che si è staccato per andare ad attaccare. Leiva cerca l'1-2, non lo trova. Poi Policastrese fa sponda. Ancora lì Sosio per il gol del 2-1 del Feltrinelli. Da 2 passi Sosio si è staccato come Bellasio ieri. 2-1 per il Feltrinelli. Pavesi prova ad autolanciarsi con un sombrero su Sgroi che poi allontana. Marconi in vantaggio, alimenta, è tutto solo Pavesi, anche qui prova ad autolanciarsi, c'è Carranza su di lui, spinge Carranza, calcio di rigore, ingenuità di Carranza, forse un po' generoso come rigore da rivedere, però plateale, perdoni, il gesto del numero 4 che spinge Pavesi.
E allora calcio di rigore. Si rinnova il duello con Muggiana. Il primo lo ha spaziato, adesso va Pavesi, stesso angolo, non deciso Muggiana, 3-1 per il Feltrinelli che ribalta il risultato e poi va avanti di 2 lunghezze. Tutto da rifare per il Pasolini. Marconi con le mani. Il pallone dentro per Policastrese che in qualche modo si gira, la nasconde, poi va col mancino e blocca Muggiana in 2 tempi. E su questo rinvio probabilmente si chiuderà il match. Ed eccolo il triplice fischio di Ernesto Guella, il Feltrinelli la ribalta, vince 3-1, primi 3 punti nel girone, adesso sarà sfida con i salesiani.